Eccoli tutti insieme, i sindaci di Strana, Morgano, Quinto di Treviso e Zero Branco. Hanno deciso di fare squadra con un obiettivo ben preciso: lanciare un piano denominato 4 Comuni Garanzia Impresa per il rilancio e lo sviluppo dell'economia nel territorio. Grazie a questo progetto le amministrazioni comunali vogliono dare un sostegno economico alle tante attività presenti nei propri territori che per colpa della pandemia si sono ritrovati in difficoltà. Firmando questo patto che aiuta al microcredito agevolato, quindi in collaborazione con le associazioni di categoria, i Cofidi e il sistema bancario. Si tratta di un plafond di 420.000 euro, utilizzabile con dei finanziamenti che vanno da 5 a 15.000 euro, che prevedono una durata massima di 72 mesi con un preammortamento di 24 mesi. Non è prevista nessuna spesa bancaria e nemmeno anche per l'acquisizione della garanzia del consorzio, e quindi insomma è veramente un grande sostegno che vogliamo dare alle imprese di questi 4 comuni. Disporre della liquidità necessaria alla continuità imprenditoriale non è facile, i comuni lo sanno. Il microcredito potrà essere utilizzato anche per rilanciare o innovare l'azienda. Siamo sicuri che dando dei piccoli tagli, anche delle piccole richieste, quindi con un minimo di 5.000 euro, 10.000 euro, potremo essere di aiuto a quelle imprese che hanno subito uno stop a causa del Covid-19. Questa iniziativa di aiuto alle imprese è la prima nel suo genere nella nostra provincia. Aver agito come singolo comune, per piccoli comuni soprattutto, avrebbe significato poco. Esserci messi insieme con 5 amministrazioni, con una popolazione molto ampia, significa dare veramente possibilità a chi ne ha bisogno di usufruire di questa importante risorsa. Attività imprenditoriale e residenza in comuni diversi non sarà un problema. Perché di fatto i miei concittadini possono lavorare su imprese, su aziende dei comuni limitrofi, e quindi non era il caso di soffermarsi solamente al tessuto economico del mio comune, ma anche di quelli attorno a me.